La festa di Nostra Signora della Rosa nella Basilica di Santa Margherita affonda le sue radici nel passato ed è legata ad un ritrovamento. Questa festa è nata già dal 1700, quando facendo dei lavori di ristrutturazione alla vecchia chiesa hanno trovato una giara di acqua che lavorando si è rotta e hanno trovato quest'acqua profumata di rose che la gente subito ha ritenuto benedetta, è stata usata da tutti i malati, insomma si è diffusa la voce così. Da qui nasce l'associazione del nome di Maria a quella del fiore che ogni anno viene benedetto in prossimità della festa. Le rose ormai sono benedette e sono disponibili poi per il popolo che le vuole conservare, diciamo. Ecco. L'immagine della rosa richiama anche un'altra virtù mariana sottolineata dal vescovo nella celebrazione eucaristica. La rosa mistica nel senso di nascosto, titolo che rievoca l'umiltà della Vergine Maria. Quell'umiltà che la rese gradita a Dio. Per i sammargheritesi la festa di Nostra Signora della Rosa rappresenta uno dei momenti più importanti del cammino parrocchiale. È una festa del cuore dei parrocchiani questa. È proprio nel cuore di tutti i parrocchiani di Santa Margherita la Madonna della Rosa. Nell'affidare la città alla protezione di Maria, un particolare pensiero va a chi opera sul mare. Il mare in genovese si dice ma, che significa sia mare che male, no? Quindi è sempre un rapporto di molto rispetto che bisogna avere, e l'intercessione di Maria e anche di Santa Margherita naturalmente, che è stata portata dalle acque del mare, è importante.